che vengo dal caldo. C'è qualcuno in questa stanza? Per cortesia, potresti fare accendere questo... Tocca questo, per piacere. Qualcuno può parlarmi? Io adesso non ti sento quando ti porto a casa cioè ti porto a casa la telecamera e faccio... Qualcuno c'è? Qualcuno può parlarmi? Parla nella telecamera, per favore. Me lo accendi, per favore? Toccalo. Tocca quello strumento con la lucetta verde che ti ho messo sul tavolino. Giusto per far vedere che ci sei. Puoi parlare nella telecamera. Dimmi chi sei. Qua ci sono entità. Dietro di me ci sono entità. Sto andando giusta? Dov'è l'entità? È qua, in questa stanza. Dov'è? Dov'è l'entità? È qua l'entità? È qua l'entità? Ti sei toccato, Ho toccato... Guarda, guarda. Guarda. È qua l'entità? In bagno. Non l'acqua, l'entità. C'è un'entità in questa stanza. Vedi? Lui gira. Gira. Allora, adesso visto che l'abbiamo ripreso qua, abbiamo visto dappertutto, no? Mettiamo giù questa. Io sto avendo dei brividi. Adesso almeno so dove andare mirata. Dai, se ci sei, so che ci sei, ti ho trovato con le bacchette. Tocca questo strumento qua, giusto per dare il buongiorno. Siamo educati. Buongiorno, come stiamo? Mi dici se stai bene o no? Se stai bene, accendi tutte le lucette, basta che lo tocchi. E accendi le lucette. Preferisci il bagno? Non vuole. Mi dici chi sei?
Dai, non la vuoi? Ti ho dato un po' di energia, non la vuoi? Non ti piace la mia energia? La mia, quella del padre. Sento che mi sei vicino, mi stai toccando. Parla per piacere, fatti registrare. Dimmi cosa c'è, dimmi cosa ti serve, cosa vuoi. Noi nel possibile ti aiutiamo, qualsiasi cosa ti serve, se ti serve una mano. Se non ti serve una mano basta che lo dici, noi rispettiamo il tuo volere. Quello che vuoi noi facciamo, ma fatti sentire, fatti vedere. Se hai qualcosa da dirmi, sembrava che tu volessi dirmi qualcosa. Dai, dimmi. Ok, ho acceso, eh. Loro dov'era che dormivano?
No, no, è sparita, ora qua. Hai visto che forte che è? Dove ti sei andato a mettere adesso? Sei in che camera? Sei tornato in camera di qua? Questa è la camera tua? Preferisci stare di qua? Comunque grazie che ti sei fatto vedere. Se non vuoi più parlare, accendi gli strumenti che ho in mano io, dai, che così ci dai la conferma, noi chiudiamo, ti salutiamo e lo chiudiamo qua. Dai, dici che non vuoi più, accendendo le luci. Hai qualcosa da dire, dillo dentro la telecamera, per favore. Se hai qualcosa da dire, dillo nella telecamera, per favore. Eco box, bravo, è un eco box. Mi dici chi sei? E non è la spirit box, bravo. Ti piace di più questo modo di comunicare? Abitavi in questa casa? Cosa hai confermato? Dammi un nome per piacere. Io mi chiamo Lina, tu? Questo cosa? Chi è dimmi il nome, per favore. Senza abitavi in questa casa? Così è più facile. Così va meglio? Ecco, così, ripetimi di nuovo il tuo nome che forse così lo capiamo meglio. Mi dici il nome?
Mi dici il nome? Vediamo così se si sente meglio. Mi dici come ti chiami? Dai, me l'hai fatto venire in mente tu che ce l'avevo, io me l'ho dimenticato che avevo il leucomo. Mi è venuto così di fulmine. È stato tuo farmi venire questa idea? Bene, allora, visto che tu mi hai fatto venire questa idea, che io sono sicura che me l'hai mandata tu, rispondimi. O dimmi tu, noi stiamo zitte e da tu un messaggio. Di quello che vuoi, noi ascoltiamo. Che messaggio devi dare a Daniela? Cambio sequenza? No, va questo. Ok, se va questo, parla tu. Dici il tuo nome e se hai un messaggio da darci, lasciaci un messaggio. Oh, io ti saluto, tu mi saluti? Vado via. Dai. Sì, vado via io. Sei contento che vado via? Ciao. Di ciao anche tu, dai. Sì, parli, ma io non capisco. Dai, dacci un ciao veloce che andiamo via. Vado via. Dammi un ciao. Ho un saluto che vuoi. Anche salve. What?